All'aeroporto di Catania, dopo 3 settimane di passione, si parte e si arriva senza più grosse difficoltà. Nessun volo dirottato cancellato, solo qualche ritardo. La piena operatività dello scalo, annunciata lo scorso 5 agosto, è stata raggiunta da pochissimo. Fino a ieri eravamo nell'incertezza più totale. Gli ultimi disagi per i passeggeri nella notte tra lunedì e martedì. Ci hanno mandati da Palermo a Catania, siamo partiti alle 3 di notte, abbiamo fatto 500 km, siamo qui. Mia figlia è incinta, il bambino piccolo, stress, caldo. Da mercoledì sera saranno sospesi anche i bus navetta in collegamento con gli scali di Comiso, Trapani e Palermo. I passeggeri tirano un sospiro di sollievo, anche se non possono dimenticare l'arrivo traumatizzante in Sicilia. Siamo arrivati nella giornata più calda, purtroppo ci hanno fatto stare in aereo, ci hanno scaricato poi la valigia, quella che era in stiva, praticamente in pista, e abbiamo dovuto aspettare i vari pulmini e qui c'erano già 48 gradi. Le polemiche sulla gestione dell'emergenza determinata dall'incendio del Terminal A non si spengono. Al coro di quanti invocano le dimissioni della dirigenza della società che gestisce il Fontanarossa si aggiunge anche Più Europa, che oltre a una nuova gestione chiede un'inchiesta parlamentare ed invita il ministro dei trasporti a valutare attentamente la situazione, tenendo conto del reale impatto che l'inadeguata gestione dell'aeroporto ha avuto sulla vita dei cittadini e dei viaggiatori. Malumori serpeggiano anche tra i lavoratori. Dura la posizione della Will Trasporti, che parla di personale obbligato ad indossare le mascherine per il rischio monossido di carbone e costretto a fare quotidianamente i conti con il caos prodotto dallo scarso coordinamento tra le diverse società operanti nello scalo. Anche il sindacato di polizia COISP denuncia forti disagi per i poliziotti in servizio. Tremano gli uomini di mafia del Clan Cappello, specializzati nel traffico di droga, e tremano pure i narcos calabresi che per anni hanno inondato Catania con la cocaina e la marijuana. Da 2 settimane c'è un nuovo pentito che sta svelando i segreti legati al suo gruppo mafioso e alle piazze di spaccio più remunerative di Catania, a San Cristoforo, in via Piombai, alle Salette, al Tondicello della Playa, ma anche a Siracusa e Palermo. Si chiama Michele Vinciguerra, ha 56 anni e in città è conosciuto con il nomignolo di Ucurdunaro. Da 2 settimane mette a verbale con i magistrati della DDA e Tennea i segreti del clan cui ha fatto parte. Vinciguerra ha un lungo curriculum criminale, a capo di un gruppo del Clan Cappello, è stato condannato per mafia nell'operazione Revenge. Scarcerato lo scorso mese di dicembre, è stato nuovamente arrestato nel corso dell'operazione Chinara, ordinata dalla procura contro l'ingentissimo traffico di droga nel quartiere di San Cristoforo. Vinciguerra non è il solo ad avere deciso di voltare la faccia alla mafia. Con lui ha preso la stessa decisione di collaborare con la giustizia pure suo genero Alberto Bassetta, finito in carcere anche lui nell'operazione Chinara assieme alla moglie Maria Jessica Vinciguerra, arrestata con la stessa accusa del marito e posta ai domiciliari per accudire i suoi 5 figli piccoli. Bassetta e Vinciguerra, dopo la decisione del pentimento, sono stati messi in isolamento in carcere. Jessica Vinciguerra con i suoi figli è stata trasferita in una comunità protetta. Il pentimento di Vinciguerra è ritenuto in fase avanzata, anche se ancora il suo ingresso nel programma di protezione non è stato definito. Dalle sue rivelazioni temono non solo gli affiliati recenti del Clan Cappello per via dei segreti datati di cui ha conoscenza, ma anche i fornitori di droga, quelli che la procura indica come i narcos calabri appartenenti all''ndrangheta. Tragedie del mare che si ripetono. Miriam, una giovane mamma ivoriana, 23 anni, ha appreso solo domenica sera che il suo bambino di 1 anno e mezzo è annegato e nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana di Lampedusa ha effettuato il riconoscimento del cadavere del figlio morto nel naufragio di uno dei 2 barconi colati a picco sabato nel canale di Sicilia. Fino a quel momento aveva creduto che fosse in un'altra struttura o ricoverato. Complessivamente 57 i superstiti, 33 i dispersi e 2 cadaveri recuperati. Oltre a quello del piccolo c'era anche quello di una donna, il cui marito si trova al momento all'hotspot di Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto sulle 2 tragedie un'inchiesta a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di un altro reato.
Tante le storie di dolore, come quella del giovane sudanese Aisman, che dal suo letto di ospedale, in cui si trova dopo il naufragio di fine luglio a Lampedusa, vuole rintracciare i suoi 2 fratelli, sopravvissuti come lui al mare, e in cui sono morti il padre, la madre e la figlia di 3 anni. Intanto sono 1679 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, da dove sono già partiti in 570 con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Su disposizione della prefettura di Agrigento, la polizia scorta prima altri 180 migranti che verranno trasferiti con volo charter per Bologna e poi altri 160 che verranno imbarcati sul traghetto di linea. In totale sono 910 i migranti che hanno lasciato l'isola. Il ponte sullo sfondo, ma c'è anche da ragionare nel medio periodo. Per questo la riattivazione del tavolo tecnico per i trasporti nell'area dello Stretto, riunitosi oggi all'Università di Messina, assume una rilevanza importante. La decisione del Ministero delle Infrastrutture nasce proprio nell'ambito della realizzazione del ponte, con l'obiettivo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dell'intermodalità in ambito ferroviario, aeroportuale e marittimo nell'area. La visione del ponte è la visione di un collegamento stabile dello Stretto. Questa, che abbiamo noi attualmente, è una visione di un collegamento dinamico dello Stretto, però ovviamente in attesa del collegamento appunto stabile che è il ponte. Sono due sistemi che si devono integrare ovviamente con 2 valenze totalmente diverse. A partecipare tecnici ed esperti del Ministero, delle regioni Calabria e Sicilia, delle città metropolitane di Reggio Calabria e Messina e delle rispettive università. Toccherà a questo tavolo stabilire e coordinare strategie, iniziative, proposte per la definizione di un sistema unitario anche dal punto di vista tariffario dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e dei servizi di trasporto pubblico locale a terra, assicurando integrazione funzionale delle reti, accessibilità, qualità, flessibilità adeguate alle esigenze di mobilità attuali e future. Insomma, un biglietto unico per il trasporto pubblico locale. L'obiettivo è quello di una sensibilizzazione cosiddetta di prossimità nei confronti degli anziani, ma non solo. Le truffe infatti in estate aumentano e c'è la necessità di andare incontro ai soggetti più deboli, le potenziali vittime, per prevenirle. Così a Messina è stato siglato un protocollo tra prefettura e comune insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine per aiutare gli anziani a riconoscere le situazioni di pericolo che potrebbero portarli ad eventuali raggiri. Quello che vogliamo come messaggio mandare è quello anche di far comprendere l'importanza della denuncia. Non bisogna vergognarsi laddove si è stati vittima, ma bisogna denunciare per consentire anche alle forze di polizia di poter fare le proprie investigazioni, le proprie indagini e soprattutto evitare che anche altre persone possano naturalmente cadere nello stesso tipo di situazione. Il primo appuntamento è per il 10 agosto del pomeriggio nella piazzetta di Torrefaro, dove verrà distribuito materiale informativo e ci potrà essere un contatto con le forze dell'ordine. Il progetto Non Raggira Me ha ricevuto anche un contributo da parte del Ministero dell'Interno. Questi momenti di sensibilizzazione sono fondamentali, soprattutto se realizzati in piazza, perché cercano di coinvolgere un numero sempre più significativo di anziani. Le truffe arrivano con gli strumenti informatici, ma non solo, dagli SMS alle email, dalle telefonate alle visite direttamente nella propria abitazione. Da qui la necessità di lavorare in maniera sinergica. Truffe online ce ne sono tantissime e purtroppo colpiscono anche le fasce più giovani fino all'età di 60 anni. Le modalità ultimamente utilizzate invece per gli anziani sono quelle che riguardano le chiamate al telefono dicendo che il parente è morto. Chiusa la breve parentesi della composizione dei calendari di Serie C con l'esordio casalingo per il Catania il 3 settembre contro il Crotone e il Messina in trasferta a Cerignola, le due società si concentrano sulle prossime operazioni di mercato. Il Catania ha le idee abbastanza chiare per completare un organico competitivo per la promozione in Serie B. Oggi potrebbe essere il giorno della firma dell'esterno offensivo Davide Marsura, 29 anni, con oltre 150 partite in Serie B tra Ascoli, Pisa, Venezia, Genova, Modena e Brescia. Accordo già fatto, si attende soltanto l'ufficializzazione del club rossazzurro che è parte attiva nel mercato delle punte. C'è stato un contatto con Andrea Righini, ex Reggiano e Provercelli, ma Samuel Di Carmine e Salvatore Caturano rimangono obiettivi principali ma complicati in attesa di un nome a sorpresa.
Il Catania ha previsto inoltre 2 nuovi rinforzi nel settore centrale della difesa. Giuseppe Cuomo ha preferito un triennale a cifre importanti al Sud Tirol in Serie B. Amichevole con poche indicazioni del Messina in Calabria, 10-0 e dilettanti del Real Cotronei, con poker di Emmausso. Ragusa e Ferrara rientrate in città per problemi fisici. Nessuna novità sul fronte mercato, con gli obiettivi fissati da tempo, ma il Messina rischia di doversi accontentare degli scampoli di fine stagione, qualora Plescia, Provenzano e Mungo dovessero trovare contratti e destinazioni migliori.